Domani a Trieste sono in programma, in concomitanza, due importanti appuntamenti: il Consiglio Comunale straordinario sulla crisi occupazionale e la manifestazione contro il rigassificatore che si terrà in Piazza Unità. Alla seduta del Consiglio è stato invitato il Presidente della Regione Tondo, che oggi, proprio su questo, ha intrattenuto fitti colloqui con il Sindaco Cosolini. Ma ci spiega tutto e il perché Alessandra Zigaina. Fa sapere che ci sarà, anche se la partecipazione di un presidente di regione a un consiglio comunale, anche se straordinario, è irrituale, ma che ha chiesto al sindaco Cosolini garanzie sull'agibilità politica dell'incontro e affinché il tema sia mantenuto nei binari. Se dovesse invece esserci il rischio che la seduta straordinaria del consiglio comunale convocata su occupazione e crisi di Ferriera e Sertubi si trasformi in una protesta contro il rigassificatore, Tondo potrebbe invece ripensarci. Mezz'ora prima del previsto arrivo di Tondo in comune, cioè alle 16:30, è stata convocata in Piazza Unità una manifestazione proprio contro il rigassificatore e contro il via libera ambientale dato dai tecnici regionali della conferenza dei servizi, nonostante il parere contrario di comune e provincia. La manifestazione è organizzata dal Comitato di Salvaguardia del Golfo di Trieste per protestare, spiega il coordinatore Giorgio Jerkov, contro una autorizzazione scandalosa e contro la giunta Tondo che ha scaricato le competenze a Roma quando poteva decidere in autonomia e fare un piano energetico regionale. Le adesioni in queste ore si stanno moltiplicando, numerose le associazioni alle quali si aggiungono molti partiti rappresentati e non in Consiglio regionale, il Movimento 5 Stelle che definisce quell'autorizzazione un sopruso, SEL che giudica intollerabile il fatto che Tondo abbia privato la regione della possibilità di esprimere un parere vincolante, Rifondazione Comunista, un'altra Trieste che chiede le dimissioni dei consiglieri regionali del PDL a cui risponde Tononi, invitando il movimento a pensare ai problemi suoi e a chi non si è dimesso quando, abbandonando il PDL, ha tradito la volontà popolare. Ci sarà anche la Lega, anche se, precisa il parlamentare triestino Fedriga, protesterà contro la conferenza dei servizi che ha dato il via libera e non contro Tondo. Il PD, fa sapere il segretario provinciale Russo, aderirà alla protesta anche se non ha ancora deciso con quali modalità. Terna, società che gestisce in monopolio la rete di trasmissione nazionale delle linee ad alta tensione, ha annunciato la fine degli interventi di razionalizzazione degli impianti nell'area di Monfalcone di Trieste. Siamo entrati per la prima volta nella centrale di Padriciano, da dove partono 4 nuove varianti di tracciato realizzate per allontanare la linea esistente dai centri abitati. Il servizio è di Sebastiano Franco e di Gioia Meloni. Una sorta di rubinetto d'energia elettrica, l'unico del nord-est, un mega trasformatore da 6 milioni di euro che regola i flussi di potenza sulla rete da 220 kV. Si chiama PST, pesa 346 tonnellate e lo gestisce, come tutta la rete elettrica nazionale, la Terna, società guidata da Flavio Cattaneo. Al PST si collegano le linee verso Divace in Slovenia, Monfalcone e Redipuglia e altre 9 più piccole che garantiscono l'alimentazione elettrica per la città di Trieste. Per la rete più grande, da 380 kV, invece bisognerà attendere l'autorizzazione finale del Ministero per lo Sviluppo Economico al nuovo elettrodotto Redipuglia Udine Ovest. Da quello dipende il futuro dell'ABS di Cargnacco, l'azienda siderurgica della Danieli. Il progetto ha già il via libera di Regione e Conferenza dei Servizi. Alcuni comuni della Bassa Friulana invece hanno fatto ricorso al TAR. La firma del Ministero però è attesa a breve, forse entro l'anno. Terna garantirà la completa dismissione delle vecchie linee, circa 110 km di elettrodotto pari a 400 tralicci. Negli ultimi 30 anni il fabbisogno energetico del Friuli Venezia Giulia è più che raddoppiato, passando dai 4 miliardi di kilowattora del 1980 ai 10,5 attuali, regione che consuma il 10% in più di energia elettrica di quella prodotta. Il nuovo elettrodotto dovrebbe passare per il 95% del suo tracciato in aperta campagna, producendo un risparmio di oltre 60 milioni di euro per il sistema elettrico italiano. Non sarà interrato perché è troppo pericoloso per la stabilità del sistema e perché è troppo costoso, non per Terna che ci guadagnerebbe, ma per la comunità. Non dipende invece dal gestore nazionale l'eventuale realizzazione dell'elettrodotto per il rigassificatore di Zaule, lo costruirebbe e gestirebbe Gas Natural.